La Mostra del Cinema di Venezia edizione 2018 arriva al Lido con una valanga di italiani protagonisti. Si parte con i 3 film in concorso rispettivamente firmati dai registi Luca Guadagnino, Mario Martone e Roberto Minervini. Molta l'attesa per il remake di Suspiria ad opera di Guadagnino, con un cast internazionale tra cui spiccano i nomi di Dakota Johnson e Tilda Swinton. Poi c'è Capri Revolution, storia di un'isola magnetica di Mario Martone, e What You Gonna Do When the World's on Fire di Roberto Minervini, documentario che scava alla radice dell'irrisolta questione razziale negli Stati Uniti di oggi. Se siete appassionati di serie TV sappiate che saranno grandi protagonisti al festival di quest'anno, tanto che verranno presentati fuori concorso anche i primi 2 episodi dell'Amica Geniale di Saverio Costanzo, serie firmata HBO e tratta dalla fortunata saga letteraria di Elena Ferrante. Ad aprire la sezione Orizzonti poi l'attesa pellicola sulle ultime ore di Stefano Cucchi, firmata dal regista Alessio Cremonini. Sulla mia pelle ha come protagonista il padrino del festival dello scorso anno, Alessandro Borghi, sul set insieme agli attori Jasmine Trinca e Max Tortora. Infine, dopo il successo delle edizioni precedenti, per il 7° anno torna la Sala Web di Venezia che permette la visione online in tutto il mondo dal sito labiennale.org di alcuni film della selezione ufficiale della mostra. Fra questi anche 6 attesi titoli italiani, come La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi, tratto dal primo libro a fumetti di Zero Calcare, e Il ragazzo più felice del mondo, nuova impresa da regista di un altro celebre fumettista e scrittore italiano, Gian Alfonso Pacinotti, in arte semplicemente Gipi. Siete pronti per questa scorpacciata di bellezza tutta italiana al Lido di Venezia?